Se qualche volontario dovesse ritenere di doversi sottrarre alla vaccinazione, io gli proporrò di passare ad un servizio meno esposto, insomma. Mi pare una cosa giusta per lui e giusta per gli eventuali pazienti che gli dovessero essere affidati. Potrebbero essere esclusi dal servizio attivo di cura del malato i 20 volontari della Croce Rossa che al momento hanno rifiutato di vaccinarsi contro il Covid. La decisione rispecchia le linee guida nazionali dell'organizzazione. In Veneto i volontari e tutto l'organigramma della Croce Rossa sono rientrati nella prima fase della campagna vaccinale insieme agli operatori della sanità pubblica. A Padova sono circa 1200-850 quelli già vaccinati. Al momento è prevista una seconda tornata di vaccini per chi era stato impossibilitato nella prima fase, ma pare che siano 20 volontari contrari alla somministrazione del siero anti-Covid. Il presidente Rupolo, prima di prendere decisioni, intende incontrare e parlare personalmente con questi operatori. Se qualcuno dovesse dire io non mi vaccino perché ritengo di non dovermi vaccinare, perché non riesco a superare i timori che la vaccinazione possa, che ne so, fra alcuni anni produrre alcuni effetti, perché il vaccino è troppo, lo ritengo troppo sperimentale, insomma, qualunque sia la motivazione, è evidente che a quel punto io devo far prevalere il principio di non maleficenza, si chiama, cioè un principio etico in base al quale io devo garantire ai pazienti ai quali faccio servizio che tu, che non hai voluto vaccinarti, non possa essere per questi pazienti potenzialmente pericoloso. I volontari, che fanno turni in ambulanza con spazi stretti dalle 8 alle 11 ore al giorno, devono proteggere loro stessi dal rischio di essere contagiati da una persona che trasportano o assistono e devono a loro volta tutelare i pazienti con cui vengono in contatto. Ora che c'è lo strumento dei vaccini, oltre ai dispositivi di sicurezza, non si può più prescindere da questo. Dunque chi non si vaccina potrebbe essere destinato ad altri incarichi, non in prima linea, ma a livello amministrativo per esempio, ma chi sale nelle ambulanze deve rispettare delle regole. Deve rispondere alle caratteristiche che vengono richieste agli operatori sanitari, che sono peraltro state descritte recentemente anche in una circolare dell'INAIL, cioè deve essere vaccinato.